Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Peculato e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Fra i 9 indagati dalla Procura di Messina, Giuseppe Laganga, ex direttore amministrativo del Policlinico, e l'assessora regionale alla salute Volo, cui il presidente Schifani ha rinnovato la fiducia. Scicli, una serata conviviale tra birre e sigarette finita in tragedia. Forse a una svolta il caso della morte di Giuseppe Ottaviano. Nuovi rilievi dei RIS, domani l'autopsia a Modica. A Ragusa arrestati in 3. 2 impiegati comunali sospesi procuravano false residenze ai migranti in cambio di consistenti somme di denaro. Gli allevatori della Valle del Dittaino incatenati davanti alla prefettura di Enna. I nostri animali, e la protesta, muoiono di fame e sete. Senza aiuti tutti i sacrifici vanno in fumo. A Catania nuove discariche a cielo aperto, rifiuti fino al collo. In via Re di Puglia spazzatura e topi invadono le strade, i marciapiedi e le case. La dieta mediterranea entra nel regime alimentare degli astronauti italiani. Da Ragusa fino allo spazio i menù dello chef Stefano Polato. E in volo per la pace, prima tappa oggi a Carlentini del Festival degli Aquiloni. Da qui a mercoledì 29 tutti col naso in su verso il cielo in 8 città siciliane. Calcio avvio dei play-off col botto per il Catania. La vittoria sul campo dell'Atalanta Under 23 spiana ai rossazzurri la strada verso i quarti di finale. Sabato il ritorno al Massimino. Bentrovati. L'assessora regionale Volo incassa la fiducia del presidente Schifani, malgrado l'inchiesta della Procura di Messina che la vede coinvolta nella vicenda del centro clinico Nemo Sud. Il GIP sentirà gli indagati, 9 in tutto, entro 10 giorni. Francesco Triolo. 127 pagine per ripercorrere 9 anni di attività del Centro Nemo Sud, dalla costituzione alle convenzioni tra la Fondazione Aurora e il Policlinico Universitario. L'attività racchiusa in decine di pagine con intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno fatto emergere l'ipotesi di distrazione di beni pubblici in favore di Nemo Sud. 9 gli indagati, diversi nomi eccellenti, a cominciare dall'assessore alla salute Giovanna Volo, che ha informato il presidente della regione: un'indagine non è una condanna né penale né politica, rimane immutata la mia fiducia nei suoi confronti, ha commentato Schifani, fiducia che la Volo incassa anche dal presidente dei deputati di Forza Italia all'Ars, Stefano Pellegrino. Certo che l'indagine confermerà la correttezza dell'attività svolta. Nei prossimi giorni tutti gli indagati dovranno rispondere alle domande del GIP, che ha 10 giorni di tempo per sentirli. Nell'inchiesta condotta dai carabinieri, oltre alla Volo, sono finiti a vario titolo con le accuse di peculato e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio Alberto Fontana, ex presidente della Fondazione Aurora Onlus che gestiva il centro clinico Nemo Sud a Messina; Giuseppe Laganga, ex direttore amministrativo del Policlinico di Messina; Mario Melazzini, anche lui ex presidente della Fondazione Aurora; Giuseppe Pecoraro, ex commissario straordinario del Policlinico; Paolina Reitano, ex direttrice sanitaria del Policlinico; Marco Restuccia, direttore generale del Policlinico; Giuseppe Vita, medico dirigente dell'unità operativa di neurologia del Policlinico Universitario. Le indagini negli anni hanno portato alla luce convenzioni tra l'ente pubblico e la fondazione privata altamente vantaggiose per il centro clinico. In sostanza, sostiene il GIP, si è consentito ad una clinica privata di operare in un ospedale pubblico con costi a carico dell'erario, in assenza dell'autorizzazione e dell'accreditamento della regione siciliana. Scicli, una serata conviviale tra birre e sigarette finita in tragedia. Forse a una svolta il caso della morte di Giuseppe Ottaviano. Nuovi rilievi dei RIS, domani l'autopsia a Modica. Roberta Lunghi. La saliva sui mozziconi di sigarette o le tracce nelle bottiglie di birra. Passa forse attraverso le analisi di quanto ritrovato nell'appartamento di Via Manenti, nel cuore di Scicli, la soluzione del giallo sulla morte di Giuseppe Ottaviano, il quarantenne trovato cadavere visibilmente colpito a botte la sera di domenica scorsa, quando era scattato l'allarme per la sua auto lasciata malamente in sosta davanti casa, mentre lui, sollecitato dalla vicina e dalla madre al telefono, non rispondeva. Non entrava normalmente nessuno.
nessuno in quell'appartamento, raccontano i vicini, dove l'uomo, laureato in giurisprudenza ma con soli lavoretti saltuari, viveva con la madre, che però in quei giorni era andata a trovare la figlia che vive al nord Italia. Forse proprio avendo l'appartamento libero, Peppe, amato in paese ma negli ultimi tempi con qualche manifesta difficoltà nei rapporti interpersonali, aveva deciso di far entrare probabilmente più persone, almeno stando a quanto i carabinieri di Scicli e del comando provinciale di Ragusa, che indagano per omicidio, coadiuvati dalle analisi scientifiche dei RIS di Messina, anche oggi al lavoro, hanno ritrovato nell'appartamento che non mostrava segni di effrazione. Il sangue in diverse stanze della casa, oltre alla camera da letto dove il corpo è stato trovato riverso sul pavimento, i resti di una serata conviviale, 5.000 euro in vista rimasti intoccati a denunciare che non si trattava di una rapina. Tutti elementi al vaglio degli investigatori, unitamente alle risultanze delle dichiarazioni di circa 12 persone ascoltate dai carabinieri e delle analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, poche in verità, ma utili a costruire il puzzle che sembra essere vicino a poter essere completato. Domani intanto a Modica verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. A Casteldaccia si allarga l'inchiesta sull'impianto di sollevamento dove sono morti 5 operai. Sotto accusa il direttore dei lavori AMAP, che non avrebbe accertato che gli operai avessero le qualifiche e i dispositivi di sicurezza per scendere nella fognatura. Marco Gullà. L'inchiesta sulla tragedia di Casteldaccia si allarga, gli inquirenti lavorano incessantemente, la decisione di scendere nell'impianto di sollevamento nella cisterna di Casteldaccia non fu presa lunedì 6 maggio, ma fu deciso il venerdì. Il contitolare della Quadrifoglio Group, Epifano Alsazia, aveva infatti informato AMAP delle grandi difficoltà a rimuovere il tappo della condotta fognaria. Il direttore dei lavori AMAP, Gaetano Rotolo, al quale gli è stato notificato un avviso di garanzia per omicidio colposo plurimo, arrivò sul luogo della morte di prima mattina, nel giorno della tragedia, e non controllò se gli operai avevano qualifiche e dispositivi di sicurezza per quel tipo di lavoro. Gli inquirenti però lavorano anche sul fatto che la presenza di un direttore dei lavori per un intervento che era considerato di routine era alquanto anomala. Intanto la Procura di Termini Imerese ha nominato i consulenti che insieme ai tecnici dei Vigili del Fuoco scenderanno nell'impianto di sollevamento dove hanno trovato la morte i 5 operai. Avranno il compito di capire cosa sia successo il 6 maggio, quando i lavoratori senza protezioni sono scesi nell'impianto e sono stati investiti dal gas e dai liquami che non hanno lasciato loro scampo. Da comprendere cosa ha trasformato quella vasca a 6 metri di profondità in una camera a gas che ha ucciso gli operai. Il sopralluogo si svolgerà la prossima settimana. Palermo è stata rinviata a venerdì 24 l'udienza del processo ai 6 accusati dello stupro di gruppo un anno fa a una ragazza di 19 anni in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Gli imputati, detenuti da agosto, hanno rinunciato all'abbreviato. Per lo stupro di gruppo è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi l'unico indagato che all'epoca dei fatti era minorenne. Fornivano false residenze ai migranti in cambio di denaro. A Ragusa 6 misure cautelari, 3 gli arresti. Utilizzate 13 abitazioni nel centro storico della città per far avere agli extracomunitari il permesso di soggiorno. Le abitazioni venivano occupate dai migranti solo al momento dei controlli. Desiree Ferlito. False residenze ai migranti per ottenere il permesso di soggiorno. In cambio di denaro, un centro di assistenza per stranieri di Ragusa offriva ai rifugiati, prevalentemente tunisini, una serie di abitazioni del centro storico della città, da utilizzare al solo scopo di far ottenere loro la residenza anagrafica, indispensabile per la presentazione di domande di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. A gestire il centro 2 dei destinatari delle misure cautelari, che insieme a 2 impiegati del comune e la complicità di 2 donne avevano messo in piedi una rete ben organizzata. 13 abitazioni venivano occupate dagli stranieri solo in occasione dei controlli degli operatori comunali compiacenti, che in cambio di cospicue somme di denaro omettevano di eseguire la verifica, comunicando invece all'ufficio anagrafe il superamento dell'accertamento. Per 3 degli indagati sono scattati domiciliari, i 2 operatori comunali sono stati sospesi dal servizio.
Gli allevatori del presidio di Taino si sono incatenati davanti alla prefettura di Enna. Non abbiamo avuto aiuti di nessun genere, è la protesta. Adesso siamo allo stremo. Lorena Dolci. Siamo incatenati qui davanti alla prefettura perché a mesi che protestiamo per le gravi condizioni dell'agricoltura siciliana e nessuno ci ha dato delle risposte. Mesi di presidi e proteste coi trattori sono rimasti inascoltati. Oggi gli allevatori del Dittaino si sono incatenati davanti alla prefettura di Enna. Mario Lopresti, Totò Milazzo e Danilo Emanuele hanno lasciato le loro aziende a Nicosia, Pietraperzia e Gira, dove i loro animali, ovini e bovini, rischiano di morire di fame e di sete. Pascoli esauriti per la siccità, gli allevatori devono comprare l'acqua e il foraggio, costi insostenibili, ma nessuna soluzione in vista. Come è stato dichiarato dal ministro Lollobrigida, che per fortuna la siccità ha colpito il sud Italia, specialmente la Sicilia, io la considero come un'azione discriminatoria verso il sud e specialmente per le terre siciliane. Terre che comunque sia mantengono sempre il 50% della biodiversità italiana, terre che comunque sia sono state sempre considerate granaio d'Italia, terre che i nostri avi si sono sudati per acquistarle e per mantenerle. La loro situazione è la stessa di centinaia di imprenditori siciliani. L'appello è a sostenere la protesta. Venite qui con noi e manifestate il dissenso per questo Stato che ci ha letteralmente abbandonati. Fanno fronte comune i sindaci delle isole minori nel denunciare un eccessivo aumento delle tariffe nei collegamenti e la mancanza di una legge che regoli l'intero sistema dei trasporti. Simona Mazzone. Isole minori penalizzate e difficoltà vecchie e nuove si presentano a ridosso della stagione estiva. I sindaci di Eolie, Egadi e Pelage fanno fronte comune e insorgono sul problema dei collegamenti e delle tariffe che, denunciano, sono aumentate del 30%. Abbiamo denunciato sia un aumento vertiginoso delle tariffe, sia il fatto che il Naviglio, nonostante sia entrata in linea ultimamente una nave nuova, moderna, ma il resto della flotta è proprio ormai datata. Se con la stagione estiva cresce la popolazione sulle isole invase dai turisti, durante l'inverno si pone il problema opposto. Quando si resta bloccati o dall'una o dall'altra parte sono spese enormi, ci sono problemi anche di rifornimento delle merci e ci sono interruzioni che durano troppo tempo, soprattutto con le isole di Panarea, Stromboli e di Filicudi e Alicudi. Secondo i sindaci occorre rivedere l'intero sistema dei trasporti anche attraverso la legge sulle isole minori sul tavolo del governo ma non approvata ancora, che potrebbe risolvere alcuni nodi annosi. Ci vuole maggiore attenzione, ci vuole una normativa speciale che ci faccia dal punto di vista della sanità, dal punto di vista della sanità in particolare, faccia uscire dagli standard che ci hanno tanto penalizzati. Inoltre Pantelleria ha sollevato la questione dei collegamenti aerei gestiti sull'isola da ENAC Servizi, poco attenta allo sviluppo dell'aeroporto, per il quale occorrerebbe rivedere i criteri di gestione. Rifiuti fino al collo. A Catania interi quartieri trasformati in discariche a cielo aperto. Siamo andati in via Re di Puglia, dove spazzatura e topi invadono strade, marciapiedi e case. Tra le montagne di immondizia c'è anche una ghirlanda. Tonino De Mana. Convivono con topi e spazzatura in una situazione igienico-sanitaria da terzo mondo, barricati in casa per difendersi dall'intrusione dei ratti e dal fetore che sprigiona la spazzatura. Via Re di Puglia a Catania è l'immagine simbolo del fallimento della civiltà e di ogni tentativo di portare ordine e decoro. Ci troviamo a pochi metri dal corso Indipendenza nel quartiere San Berillo Nuovo e dall'entrata in vigore della raccolta differenziata i cumuli di spazzatura finiscono direttamente sui marciapiedi che praticamente sono off limits ai pedoni. Sacchetti di ogni tipo, di ogni grandezza e colore sono dappertutto perché si scarica ogni cosa e a qualsiasi ora. Sono esasperati i residenti che puntano il dito contro altri residenti. Tutta la monnezza mettono sempre fuori orario e differenziata non ne fa nessuno. Lei ha mai visto gente che butta la spazzatura? Sì, ma io mi c'è chiappo perché abito qua di fronte. In percentuale quanto è la colpa della gente? 80% per me. Lei fa la raccolta differenziata? Sì, io abito qua. Oggi cosa c'è? Veramente io testa annata, c'è mio marito che abbata queste cose. Tonnellate di rifiuti richiamano i topi che con l'abbondanza di cibo ingrassano sempre più, assumendo enormi dimensioni. Ci sono topi, topone. Con questa spazzatura non è giusto. Qua dentro mi entrano.
Infatti ho la colla sotto il mobiluccio. Sono tante le segnalazioni arrivate alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55005. Un'altra cartolina poco edificante arriva da Viale Medaglie d'Oro. Anche qui il marciapiede è inutilizzabile e costringe i pedoni a percorrere la sede stradale con il rischio di essere investiti dalle auto. Tornando in via Re di Puglia, tra montagne di rifiuti, non passa inosservata una ghirlanda. Sarà che da queste parti è morto il decoro? E i carabinieri di Catania hanno sequestrato una discarica abusiva di rifiuti ad Aci Sant'Antonio in un'area di 4.000 metri quadrati sottoposta a vincolo paesaggistico, in teoria naturalmente. Nel fondo agricolo anche un parcheggio e un'officina di camper privi di autorizzazioni, vecchie carcasse di auto abbandonate, 2 barche in disuso, un camion per panini e un pullman che state vedendo. Il terreno era gestito da un pregiudicato ritenuto vicino alla famiglia mafiosa Ercolano Santa Paola. Cucina e scienza insieme nei piatti dello chef Stefano Polato a Ragusa. La dieta mediterranea entra nel regime alimentare degli astronauti italiani. Veronica Barbarino. Tutto ciò che Samantha Cristoforetti mangia quando è nello spazio lo ha creato e cucinato lui, e anche quello che consumano Luca Parmitano e Paolo Nespoli girando attorno alla Terra, e Stefano Polato, lo chef che crea i bonus food dal gusto italiano per lo spazio. Dall'universo al pianeta Terra, oggi la missione è unire la cucina e la scienza per permettere alle persone di godere del vero potere del cibo, anziché inserire sostanze dannose nel proprio corpo. Oltre all'appagamento visivo e organolettico del cibo, c'è un'attenzione maggiore rispetto agli anni passati alla lavorazione e ai sistemi di cottura del cibo. L'errore più comune in cucina è quello di non saper dosare il calore, no? Quindi quando troviamo delle bruciature banalmente sul pane, sul bordo della pizza o sulla carne grigliata, ecco, quelli sono dei segnali che ci fanno comprendere che in effetti qualcosina abbiamo sbagliato. Non ci dobbiamo mai dimenticare che vitamine e sali minerali determinano anche il gusto del cibo. Se io banalmente faccio un esempio, faccio bollire per mezz'ora un asparago, tutti i sali minerali fondamentalmente solubili si sciolgono nell'acqua, o il broccolo, no? Diventa verde l'acqua quando cuciniamo il broccolo. Ecco, in questo caso ho perso buona parte dei valori nutrizionali che sarebbe stato più opportuno portare dentro il mio corpo. La dieta mediterranea è diventata la dieta anche di chi va nello spazio. Da questa prende poi spunto il modello del piatto unico dell'Università di Harvard, anch'esso utilizzato per la nutrizione degli astronauti. Al centro gli alimenti vegetali, poi cereali poco raffinati e proteine, soprattutto vegetali. Lo spazio quindi è molto più vicino a noi di quanto possiamo pensare. Già, è così. In volo per la pace, prima tappa oggi a Carlentini del Festival degli Aquiloni, fino al 29 in 8 città siciliane, tutti col naso in su verso il cielo. Eva Spampinato. Una corsa, un sorriso, una cordicella ben tesa e via, un aquilone che vola in cielo spinto dal vento. Dietro questo turbinio di colori che si incrociano nel cielo c'è un messaggio di pace, libertà, fratellanza, rispetto. Valori alla base della seconda edizione del Festival degli Aquiloni, che dal 15 al 29 maggio coinvolge 8 città siciliane. Prima tappa Carlentini, in provincia di Siracusa. Per lanciare un forte messaggio di pace e solidarietà, visto che ce n'è in questo momento particolarmente bisogno, alle nostre comunità. E lo abbiamo fatto partendo probabilmente da quello che è il seme più importante di tutte le nostre comunità, ovvero i nostri bambini. Quindi abbiamo coinvolto le scuole, gli istituti comprensivi. Il festival è organizzato dalla Iblea Servizi Territoriali, insieme agli 8 comuni delle province di Enna, Siracusa e Catania, e coinvolge 200 beneficiari del sistema di accoglienza nazionale, 6.000 studenti, 800 tra operatori sociali, scolastici e volontari, 2.000 aquiloni. Gli ultimi giorni sono state giornate di laboratorio per realizzare questi aquiloni che fanno tornare bambini un poco tutti, anche noi docenti. Ma alle spalle c'è un altro tipo di lavoro, quello di sensibilizzare i ragazzi a quello che è il concetto di amicizia, di fratellanza, di unione, perché molto spesso cadono proprio in atteggiamenti non sempre amichevoli, anche per banalità.
quindi sono momenti di lavoro, di gruppo, di unione che veramente li sensibilizzano a determinati concetti di buona educazione, di convivenza civile. Prossima tappa il 17 maggio a San Gregorio di Catania. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con il vittorioso esordio del Catania nei play-off. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamoci con il calcio, avvio dei play-off con il botto per il Catania che si impone sul campo dell'Atalanta Under 23. In rete Bua. Sabato il ritorno al Massimino. Marco Carli. Teo, Pennella e Bua rifinisce come insegnano i dettami del calcio moderno. Mezzala che viene a prendersi il pallone e usa la sua qualità, difensore che non si limita a contenere e rilanciare ma che sa anche proporsi in zona gol. Nasce così l'esordio col botto del Catania nei playoff promozione di Serie C. I rossazzurri vincono 1-0 contro una formazione di giovani di assoluto valore come l'Atalanta Under 23. Ringrazio Andres per questo assist, dopo ne parlo con lui, però sono veramente contento e ce la meritavamo. Il redivivo Teo è sicuramente un fattore, un vero innesto a questo punto per la fase finale della stagione, ma è tutta la squadra a recitare bene la propria parte, soprattutto in avvio di partita. Zeoli conferma la formazione che gli dà più garanzie con Quaini dietro e Cicerelli mezzala, Welbeck e il solito Frangiflutti davanti alla difesa. In attacco Di Carmine e Cianci. Entrambi sprecano una favorevole occasione, il primo a tu per tu con Vismara, il secondo mandando a lato di testa su cross di Zammarini. È un Catania vivace che però abbassa il baricentro in avvio di ripresa. Anche i bergamaschi falliscono 2 gol, prima con Sissé e poi con Capone e 2 spauracchi che i rossazzurri avevano saputo arginare al meglio nei primi 45 minuti. È piaciuto l'impatto della squadra, di tutti, dei componenti, anche chi non è entrato, dunque però voliamo bassi perché veramente poi basta poco, no? Nelle fasi finali della partita comincia a piovere forte, ma sotto l'acquazzone arriva l'acuto di Bua. C'era anche Pelligra a vedere il match e ad esultare nel finale. Per la gara di ritorno di sabato al Massimino gli abbonati possono esercitare il diritto di prelazione fino a venerdì alle 10. Il Catania arriva al match con tanta convinzione in più. È già clima playoff a Palermo in vista del match di venerdì sera contro la Sampdoria alla Barbera. Si va verso il tutto esaurito, tifosi fiduciosi. Marco Gullà. Febbre da venerdì sera, il Palermo si prepara alla sfida contro la Sampdoria, primo turno playoff in programma venerdì al Barbera. I tifosi rispondono presente, al momento venduti oltre 29.000 biglietti, si va verso il tutto esaurito. Ai rosanero per passare il turno potrebbe bastare anche il pareggio dopo i tempi supplementari, ma i tifosi sono decisamente ottimisti. Mi porto l'1, fisso. Credi alla Serie A? Assolutamente sì. Ci spero più che altro. Ragazzi, voi andrete allo stadio? Per forza, non si può non andare allo stadio in queste occasioni. Per dare un supporto anche alla squadra, in queste occasioni specialmente. Già più di mezzo stadio è sold out, quindi per forza. Come vedi questa partita? Sicuramente non è facile, comunque la Sampdoria c'è sempre stata attaccata, ha avuto pure difficoltà anche contro di loro con il pareggio, però penso che comunque il Palermo ha il fattore campo e non è da poco questo. Ci crediamo nella Serie A. Secondo me ci possiamo arrivare. Secondo me, siccome abbiamo il fattore campo, essendo che siamo appunto in casa, per me finirà 2-0 per il Palermo. Ci dobbiamo credere, ragazzi, perché dobbiamo salire in Serie A, per forza. Abbiamo una tifoseria, ragazzi, da Champions. Gomez e Ceccaroni sono sicuri del rientro in organico e con tutta probabilità dal primo minuto. Il primo ha superato la gonalgia, il secondo l'affaticamento muscolare. Ci sarebbe anche la possibilità del ritorno tra i convocati di Di Mariano, Vasic e Aurelio. I 3 stanno gradualmente rientrando in gruppo e potrebbero stringere i denti per uno spezzone di match. Non ci saranno né Del Ciaro squalificato e Koulibaly infortunato. E noi ci fermiamo qui, torneremo alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.